Per parlare di una manifestazione molto importante a sfondo benefico, e sto parlando degli Amachiaus, ma in realtà sono solo due matti. Sono due, buongiorno a tutti. Uno è Ignazio, l'altro è Mauro, che appunto è anche detto professore, buongiorno, venga professore, stiamo vicini, che se no qua si perde la voce, capito? Allora, innanzitutto... Buongiorno, sono Mauro, il professore. Esatto. Innanzitutto io ho tanti ricordi legati a una sola esperienza, però che mi è rimasta nel cuore con voi, una trasmissione fatta insieme, e con gioia ogni volta che vi ho vicino, ecco, mi si ripropongono, non come la caponata la mattina alle 6, ma come momento bello della mia carriera anche. Grazie per aver dato anche un contributo sotto questo profilo, questo è da non dimenticare. Prof, vuol dirmi qualcosa prima di parlare per quanto riguarda invece la manifestazione? Volevo parlare della caponata. No, io col prof volevo parlare delle aliquote. Potevo dire qualche cosa che la gente non sa sugli Amachiaus, ad esempio il nostro, io invece volevo parlare delle aliquote e farlo arrabbiare, farlo parlare l'aliquota degli Amachiaus al 21%. L'aliquota al 21% delle Amachiaus, cioè cosa posso dire? Non era qualcuno che doveva diminuire le tasse. Mi sembra di sentire che abbiamo sentito una campagna elettorale sulla diminuzione ma così delle si scende nel politico, nel polemico, va bene. Noi giochiamo sull'attualità e questo è quello che ci offre questa mattina. Torniamo forse al batterista, ma che è meglio. Sì, diciamo il batterista che è meglio. Allora, noi abbiamo un batterista allucinante che praticamente ha imparato le percussioni in Africa. Ha imparato con i tagliatori di teste. E questa è una cosa, tagliatori di testa. è una cosa che non so se è un vantaggio, quindi un punto a favore per questo giovane batterista, oppure è un punto a sfavore vostro. È una cosa incredibile. È un punto a favore di chi gli sta vicino. Ecco. Praticamente con le mani lui è abituato a battere le teste vuote. E quindi lei, prof, non avendo capelli, ogni tanto ci passa, tipo Esatto. Ben Io mi devo allontanare quando lui sta suonando la batteria. Io e Ignazio ci allontaniamo, altrimenti lui ci pesa la testa. E beh, insomma, voglio dire. Poi un periodo ha fatto il lanciatore di coltelli. Vabbè, ma chi avete assoldato come batterista? La ragazza l'ha lasciato e poi gli ha scritto un messaggio. Mi manca. Vabbè, allora no, dai, adesso parliamo di cose serie anziché del batterista, che potrà avere un ruolo fondamentale, però il 12 luglio, giusto? 12 luglio. Perché? Ex vetreria di Cagliari, Sì, Pirri. Ci sarà questo concerto benefico che si chiama Per Angelo. Angelo andrà in Thailandia, a Bangkok, per fare il trapianto delle cellule staminali. In questo concerto È ammalato di SLA, spero si metterà questa malattia, diciamo, maledetta che sta colpendo molto i sardi, la SLA. E quindi ha bisogno di fondi, bisogno di raccolta fondi per arrivare. Perché poi molta gente l'altra volta, quando siete venuti, mi ha scritto: ma perché va a Bangkok quando qui a Brocchi, insomma, quindi a Cagliari? Perché non fanno il trapianto di cellule staminali. Non lo seguono. In Italia non è possibile. Sappiamo che in Italia c'è una legge che vieta l'uso delle cellule staminali. Ok, quindi per forza questo viaggio a Bangkok è non è solamente in fondamentale. Italia, c'è gente, cioè non vanno solamente in Thailandia, ma anche in Cina, vanno in Germania, vanno in tutti vanno gli altri ovunque. paesi. Ma è un po' come le tasse. Esatto. Uguale, i soldi li portano ovunque, poi dopo rientrano, dice: allora, se volete potete riportarmi quei 50 milioni di euro, vi faremo uno sconto, ma giusto, del 95% di quello che dovreste pagare, e ci pagate un 5% e va bene, e tutti sono felici e contenti. Prima Perché per l'Italia scavalcare è un paese meraviglioso, bellissimo. laddove c'è uno slogan, adesso, lo slogan del nostro paese è: vuoi fare il furbo? Se ci riesci, rimani con noi, perché a noi piace tanto dare spazio ai furbi. Bene, sei onesto? Rimani con noi, tanto sei abituato a prenderlo nel culo, quindi voglio dire, alla fine vedi. lo slogan per tutti, molto bene, va bene. Sai, Invece... prima quando bisognava fare qualcosa di difficile si diceva dovrò attraversare il mare, invece adesso si dice dovrò attraversare 3 monti e poi... Vabbè, poverino, lui in realtà è un mezzo che serve per arrivare a un fine. Lui è un professionista, secondo me anche è un mezzo con questa cazzara che appunava. Non ci va bene 3 monti. Vabbè. Comunque il 12 di luglio chi ci sarà? Voi, Amachiaus, Alma Mediterranea, Tamurica, La Pola, Jacopo Kullin,
Piero Marras e l'Oscar Danello. Per uno spettacolo molto bello, sicuramente divertente, questa è la garanzia. Sorridere alla vetreria di Pirri potrà far sorridere e quindi servire a far sorridere Angelo, che deve affrontare questo viaggio a Bangkok. Ora, per sorridere noi in realtà abbiamo portato un pezzo, o meglio loro hanno portato un pezzo, che però va spiegato un attimo, sennò qua potrebbe accadere l'incidente di degli argomenti giusti, la politica, quindi. Anche se poi noi abbiamo immaginato in questa canzone che si chiama Cani Buddio e dà il titolo a che tutto, tradotto Cane Bolliccio. Ecco, che non si offendano quelli che sono sempre lì vicini a essere associati. Esatto. Comunque l'avete presentata anche a Fuori Onda, lo ripetiamo, quindi sei passata di lì. Bisogna dire la verità, Sì. il cane bollito chiaramente è un'invenzione nostra, perché il È cane un'espressione. negli anni del dopoguerra tutti i quartiesi anziani non possono negarlo, mangiavano il cane arrosto. Sì, ma non è, Ma è un'espressione, non è il cane. ricetta, Ma penso che sia. No, mi dissocio da questa cosa perché a me veramente mi viene la pelle dritta, i peli dritti sulla pelle. Cane Buddio, dai, sentiamo. Cani Buddio. Fa molto Se ridere. squarteso e non ti fai di schifo, ci si snasce ed invece ci bivu, la si prandio cenau, bonu, cani Buddio. Picchiettaras de gente arenas, da pubio de mazza sabrenas, de salfattas e tassas enteras de cani Buddio. Su giorbeggio tu va a fare fisio, poi me mi fai senso e schifo, una borta vo sbaglia puva posso guinzaglio Buddio. Pussa dire chi dassi cacciao e gudd'altra chi dassa arrutau, poi risesa ziccau chi sul rutto vai bau. New Yorkshire ma musiau, dopo su musiu, ti ha cucinau, con su volpino, andi a tattau, entra su gofano, da pughetau. Aia su pincerca bono, Mentre sa vingiara tu bischi e plus bonu, intendi sul serio che fai ma cacao. voi grande butteo gemindara capai, tocca coppai. Supino e frisco, toccare arrivi, chi io se stristo, su poco pigara, chi io c'è vento, sangue servola, arrazza de condimento. Buddio, su cani e buddio, su cani e buddio, su cani e buddio. Cani Buddio. Non mi ne rischi non da spappau, chi in sovratto da sigge spacciau, chi se sprenu che preoccupa pendi due scrocco Buddio. Tutto bene con Dio con sovani, non ti vari manco pezze cani, si donara smazzicco e meglio stesso burricco Buddio. New Yorkshire ma musiau, dopo su musiu, ti ha cucinau, con su volpino, andi a tattau, entra su gofano, da pughetau, sa ciapacani, e amico mio, assumo un miro, io da pubio, sa zendi mera, se sta al pau, senza non mena, a pedigrau. Buddio, su cani e buddio, su cani e buddio, su cani e buddio. Gentileggia, gente popolo, non si usa ici, noi le volte, delle volte, anche dei mici. Gentileggia, gente popolo, non si usa un virus, estrattauso sale, genescani sbuddiuso. Colli, setter, schnauzer, pincher, terrier, cocker, bulldog, boxer, su chihuahua, maremano, labrador, scimmingiu, su lupetto, su bastardo, su meticenzando sbuddio.
in sarrugia de quarto mai più, che assumairo i tubi s'arrostiu, si da si abbandonau de unità pu papau putiu, usa diri chi da s'arrutau, e un'altra chi da si cacciau, poi risesa si cau che su sone su rutto chiara. Allora, non è una allora, mi è uscita una lora, Cribio. Allora, cosa stiamo facendo qua? Parliamo di una canzone che può Eccolo. essere denominata. Bravo, qualcuno ha chiesto, c'è il presidente Mameli? No, è Ignazio. No. Macchiaus, addirittura scambiato per il presidente Mameli che lavorò con noi in quella famosa trasmissione. Al di là di questo, andiamo in pubblicità, poi spieghiamo, la canzone non è contro i cani, è una metafora che, come dire, sposa l'Italia da una parte, i cani dall'altra che saremmo noi cittadini, Esatto. e che in qualche modo alla fine a rimanerci sotto i ferri o nel forno, come hai cantato nella canzone, sono sempre gli italiani. Siamo sempre noi, Matteo, Oh, perché bravo, io te l'ho bravissimo. detto. Torniamo tra Giovi. poco. Sì, bravo presidente.